Lo struscio del sabato pomeriggio, poi improvvisamente gli spintoni, le urla, i cazzotti, rissa a Ponte San Martino in pieno centro a Treviso, a sfidarsi i componenti di alcune baby gang, bande di minorenni sia italiani che stranieri, un centinaio fra autori e spettatori, i ragazzini che di fatto paralizzano la viabilità tra via Roma e Corso del Popolo. Accade tutto nel giro di pochi minuti ed è tutto così confuso che i racconti dei testimoni divergono sui numeri, anche se concordano sulla tensione. Oggi è accaduto che dei ragazzini si sono, penso, incontrati per sfidarsi, per darsi le botte, non so, ho visto che si piccavano a pugni e a spintoni, erano 6-7 ragazzini. Si stavano picchiando e basta, 2 ragazzi. C'erano dei ragazzi che litigavano, hanno cominciato davanti alla chiesa, erano un gruppo, saranno stati penso una ventina, anche di più, e dopo si sono spostati verso la stazione, dopo è arrivata la polizia e li hanno fermati. Sul posto arriva la polizia locale e dalle immagini della videosorveglianza i vigili urbani identificano i 4 adolescenti più esagitati. Hanno 14-15 anni, arrivano anche da Conegliano e Montebelluna. I bulli non collaborano alle indagini, vengono chiamati i loro genitori, ma questo è ormai l'ennesimo episodio e i commercianti della zona non ne possono più. Se avanti così io sono costretto ad andarmene via e chiudere. E già di fatto anche i negozi di fronte hanno già chiuso per questo problema. Siamo stanche di avere tutti questi problemi spesso, non è proprio il massimo lavorare qua. Il lavoro è bello, però ci vorrebbe più tranquillità, che la città tornasse come una volta. Giovani, violenti, sfrontati. Voi avete visto Risse? Dai, dilli di sì, diventiamo famosi qua.